ChatGPT roteirista. Ciao tifosi del Napoli. La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva che potrebbe cambiare il volto del nostro club. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto. Secondo Ceccarini, il Napoli ha detto no a un'offerta di oltre 100 milioni di euro dal Paris Saint-Germain per Kvicha Kvaratskhelia. Il club azzurro è determinato a mantenere Kvara, considerandolo essenziale per il progetto di Antonio Conte, soprattutto dopo la probabile partenza di Victor Osimhen. Nonostante la tentazione di una somma così elevata, il Napoli vuole resistere e lavorare sulla rinegoziazione del contratto del talento georgiano. Il primo passo che il club vuole compiere è assicurarsi la permanenza di Kvaratskhelia, con l'obiettivo di prolungare il suo contratto fino a giugno 2027 e aumentare significativamente il suo stipendio. C'è una volontà comune di trovare una soluzione, e questo è un aspetto positivo per il futuro del nostro club. Il PSG non desisterà facilmente, ma il Napoli è pronto a fare di tutto per trattenere il suo gioiello. Un altro punto chiave per Conte è mantenere Giovanni Di Lorenzo, il nostro capitano. La sua leadership e la sua esperienza sono fondamentali per la squadra, e il nuovo allenatore vuole costruire il Napoli attorno a questi pilastri. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa strategia? La decisione di rifiutare l'offerta del PSG per Kvaratskhelia è quella giusta? E quanto è importante per voi mantenere Di Lorenzo nel progetto di Conte? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli sempre!